Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Il Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, traccia un bilancio delle elezioni, fa il punto anche sulla campagna elettorale del prossimo anno, quando si concluderà il suo mandato. Nessun problema nella Lega e soprattutto il progetto della Civica non si ferma. Presidente, le elezioni amministrative sono una storia a sé, però manca un anno alle regionali e quindi qualche riflessione va fatta su come è andata la Lega, su come sono andati i Fratelli d'Italia, fermo restando che ci sono ancora 3 ballottaggi e le TV hanno ancora la par condicio. No, diciamo, mi sembra che la situazione, lo stato di salute del centrodestra in regione sia molto buono, ma come giustamente ricordava stiamo parlando di elezioni amministrative, quindi voglio portare rispetto per chi ha scelto i propri sindaci, i propri consiglieri comunali, ha scelto la maggioranza all'interno del municipio. Ha fatto una scelta consapevole e non semplicemente una scelta che è indirizzata da una propensione politica a prescindere. È evidente però che dove il centrodestra è in grado di proporre dei candidati credibili, il centrodestra vince in questa regione, quindi, e soprattutto quando il centrodestra è unito. Quindi su questo noi dobbiamo sicuramente prenderlo come patrimonio politico e proporlo anche alle successive tornate elettorali. Ci viene detto nessuna ricaduta nella fiducia a Fedriga e nessun dubbio anche su una possibile ricandidatura di Fedriga. Io ringrazio ovviamente Fratelli d'Italia, la Lega, Forza Italia, Progetto FVG, che quando ho avanzato la mia disponibilità di candidarmi c'è stata una risposta più che positiva da parte delle forze politiche che mi appoggiano. Noi vorremmo portare avanti questa amministrazione regionale che penso abbia fatto dei passi importanti per far crescere il Friuli Venezia Giulia, tante cose sono ancora da fare e mi sono messo a disposizione, ovviamente mi rimetterò nel 2023 al giudizio dei cittadini. In questo senso il 18 ci sarà Pontida, il leader della Lega Matteo Salvini ha chiesto a Draghi un cambio di passo da qua al 18 settembre, questa cosa potrà influenzare o influenzerà l'eventuale creazione della lista del Presidente anche se il progetto sembra comunque oramai certo, consolidato? No, la lista del Presidente è qualcosa che riguarda il Friuli Venezia Giulia, è indipendente dalle dinamiche nazionali, ci sarà nel 2023 perché penso che sia un valore aggiunto per tutta la coalizione del centrodestra, un'offerta più ampia ai cittadini. L'esempio penso lampante sia quello di Monfalcone, dove il grande consenso avuto da Anna Cisinte per l'ottima amministrazione che ha portato avanti ha visto le forze di centrodestra, i partiti del centrodestra rafforzarsi e ha visto il valore aggiunto della lista civica che non è stato una diminuzione per le forze politiche di centrodestra ma anzi ha ampliato la possibilità di scelta verso Anna Cisinte. Ci sono, e là sono convinto che molte persone che magari legittimamente alle elezioni politiche votano altre forze politiche, magari distanti dalla coalizione che appoggia Anna Cisinte, però molte persone hanno riconosciuto l'ottima amministrazione di Anna Cisinte e hanno scelto la lista civica per votarla. Quindi è un ampliamento di consenso che riconosce la buona amministrazione. Io l'esempio di Monfalcone e i numeri che superano il 70%, il 62% del consenso di Anna Cisinte non è dovuto a una buona campagna elettorale, ma 5 anni di buona amministrazione riconosciuta da un elettorato molto più ampio di quello che è solo il centrodestra. Ed ora con Daniele Paroni andiamo nella sede di Autovie Venete per approfondimenti su come la struttura operativa si prepara ad affrontare i primi fine settimana dal punto di vista del traffico che ha subito un aumento del 14%, superando i livelli anche pre-pandemia. Grazie della linea, sono con Davide Sartelli, il direttore operativo di Autovie Venete. Io lo definirei quasi il conclave settimanale di Autovie Venete dal punto di vista operativo. Io vorrei iniziare da quelle 2 persone che sono un po' i guru delle previsioni del traffico, ma sono quasi dei geni visto che sono così precisi. Direi di sì, comunque utilizzano dei metodi ingegneristici e utilizzano degli strumenti che noi abbiamo lungo la rete, quindi una tecnologia importante, analizzano i dati e ci danno i programmi e le previsioni di traffico che sono molto precise e quasi sempre si realizzano. Senta direttore, abbiamo visto purtroppo anche degli incidenti con esito fatale. Che protocollo si attiva in quel caso? Ma
non ci si inventa niente, ci sono delle procedure operative che ci permettono di agire per poter gestire ogni tipo di emergenza. Il nostro personale su strada è addestrato e segue delle procedure e dei protocolli anche con gli enti esterni, perché noi sappiamo anche che quando il traffico in autostrada aumenta o viene bloccato per qualsiasi tipo di emergenza, andiamo ad influire anche su quella che è la viabilità esterna, quindi abbiamo delle strutture operative interne che ci permettono di intervenire, di rifare il guardrail, di pulire la strada, di portare via i mezzi incidentati per riaprire il prima possibile, consapevoli che stiamo portando verso l'esterno dei disagi. Ecco, a questo tavolo ci sono delle persone che normalmente non si vedono, ma hanno un po' il joystick dei loro settori. Quanta gente garantisce la sicurezza e le manutenzioni in autovie? Beh, ci sono più strutture naturalmente, ma una giornata tipo un weekend di esodo, tutte le strutture operative contano circa 200 persone. Che sono organizzate. Qui ci sono nella riunione che facciamo oggi per organizzare l'esodo estivo sia la struttura che fa gli studi di traffico, le previsioni, che poi durante anche però l'esodo ci aggiorna sull'andamento del traffico, non lo vediamo e basta, analizziamo dei dati con degli strumenti che abbiamo a disposizione. Poi abbiamo la struttura degli ausiliari del traffico in strada, sono quelli che si vedono in strada, che intervengono proprio fisicamente sulle emergenze e pattugliano sempre. La struttura dei nostri operai che devono essere in grado di intervenire in maniera quando c'è un'urgenza per ristabilire le condizioni della strada ottimali per riaprire e rendere subito il traffico fluido. La struttura che si occupa dell'esazione del pedaggio, dobbiamo essere in grado di tenere aperte tutte le piste in giornate come queste, non possiamo permetterci di rallentare perché qualche pista è chiusa, quindi tutto è aperto. La struttura dei tecnici impianti, importante, noi abbiamo tecnologia esasperata, importante, non si può guastare, quindi noi abbiamo dei tecnici specializzati in grado anche, se serve, se c'è qualche guasto, di aggiustarlo in tempo reale. Chi gestisce le aree di servizio, perché diamo un servizio all'utenza e quindi in queste giornate, soprattutto di esodo con traffico importante, le pause è importante farle e quindi il servizio che diamo deve essere un servizio di qualità. E poi il responsabile della centrale operativa, che è un po' il nucleo, no? A imbuto tutte le attività devono finire all'interno della nostra centrale operativa, che poi vengono demandate a tutte le strutture operative e coordinate. Ecco, senta, in caso di emergenza la struttura si attiva in quanto tempo? In tempo reale, sia che sia in giornata di esodo, ma in tempo anche quando non c'è esodo durante la settimana, ma anche se fosse di notte, noi abbiamo delle strutture presenti pronte a intervenire e in caso di rinforzo dei reperibili pronti che nell'arco di brevissimo tempo sono in strada. Concludendo, diamo un numero di quanto è aumentato il traffico nelle ultime settimane. Ma noi abbiamo notato dei dati, parlo delle giornate di sabato, che ci danno, a seconda dell'uscita dei caselli, che vanno da un aumento del 4 fino al 14%. Io ringrazio il direttore operativo di Autovie Venete. Da Palmanova è veramente tutto, restituisco la linea allo studio grazie al supporto tecnico del nostro Snidero. Grazie Daniele Paroni. Parliamo dell'estate 2022 all'insegna delle aree verdi e di eventi di intrattenimento all'aperto che da giugno a settembre animeranno anche il Parco del Cormor di Udine. Balli di gruppo, giochi per i più piccoli, serate dedicate ai piatti tipici contraddistingueranno le serate nell'area verde udinese. Siamo al Parco del Cormor, in tanti vengono qui per passare le giornate, le serate estive. Katia ci racconta quelle che sono le nuove iniziative, perché sappiamo che c'è un bel giro qui. Sì, decisamente. Durante il giorno c'è chi viene a correre in bici o con il cane o a piedi, quindi c'è un sacco di gente che viene a far colazione, le mamme con le carrozzine, è proprio carino da vedere queste cose qua, insomma. E poi alla sera facciamo
facciamo il martedì pesce, il mercoledì facciamo comunque ogni sera abbiamo la grigliata, le cene, il giovedì facciamo latinoamericano che da 20 anni noi siamo famosi anche per questo e infatti ieri sera c'era un bel po' di gente, il venerdì facciamo cucina tipica, poi avremo degli eventi nell'arco del mese di luglio probabilmente o agosto, avremo 2 eventi e poi anche lo street food, poi il sabato mattina c'è il mercato a chilometro zero che c'è un sacco di gente e quindi insomma dai. Ci portiamo avanti bene. Il parco si ravviva sempre più in estate, adesso in quest'ora magari fa caldo, c'è chi fa un po' di ginnastica, prende il sole, però insomma la sera si ravviva ancora di più. Sì, vengono a bere l'aperitivo, poi appunto sotto questo palco qua c'è gente che viene a fare ginnastica, quindi insomma ci sono delle belle iniziative, c'è un sacco di gente. Per le famiglie, sì, ma per le famiglie ma un po' per tutte le età, perché dai bambini ma anche chi è meno giovane viene qui e magari fa anche una briscola e sta qua tranquillo. Ah sì, vengono anche a giocare a carte, a dama, a scacchi, oppure giochi di società delle persone di tutte le età, dai ragazzi giovani anche ai meno giovani. Ci sono proprio delle associazioni, no? E quindi insomma gente un po' di tutte le età veramente. Poi ci sono anche dei turisti austriaci che vengono appunto in bicicletta, che arrivano e quindi c'è un bel po' di giro, ecco. Possiamo dire che questa è l'estate più vicino alla normalità, ai livelli pre-Covid? Decisamente, perché l'anno scorso c'era già un po' nell'aria, perché l'estate, quest'anno invece è molto più tranquillo, finalmente stiamo tornando piano piano alla normalità quindi. E come si lavora? Tantissimo? Sì, si lavora molto bene, noi lavoriamo bene, sì. Sì, abbiamo a pranzo anche il sabato, la domenica, perché abbiamo aperto la cucina anche al sabato e quindi insomma bene, lavoriamo bene, sì. È una bella occasione per stare all'aria aperta in un parco verde, davvero con gran servizio. Esatto, poi comunque c'è l'ombra, c'è il sole, c'è gente anche che va a prendersi il sole nel parco laggiù, quindi poi viene qua a prendere l'acqua perché magari ha caldo, però insomma sì, tutto sommato c'è un bel giro, ecco. Sì. Allora, buona estate e buon lavoro. Grazie, altrettanto a voi. Piccola pausa per la pubblicità, ci vediamo tra poco. Bentornati in diretta da Voi la Linea. Andiamo a Udine dove l'agenzia finanziaria Pitilino ha siglato un'importante partnership con il gruppo Banca Mediolanum che ha deciso di investire in Friuli Venezia Giulia nel mondo del credito a consumo. Il gruppo Banca Mediolanum sbarca in Friuli Venezia Giulia e lo fa in sinergia con una delle agenzie finanziarie più radicate nel territorio regionale, la Pitilino SRL. La partnership siglata questa mattina a Udine vede come attori la società friulana e l'agenzia Prexta del gruppo milanese che opereranno assieme nell'ambito del credito a consumo. È una partnership per noi estremamente importante in quanto Pitilino, l'agenzia Pitilino è un agente in attività finanziaria con un'esperienza di oltre 15 anni e fortemente radicata nel territorio, che oggi grazie a questo inizio ufficiale di questa collaborazione potrà collocare i prodotti e servizi di Prexta, società finanziaria del gruppo Banca Mediolanum. La sinergia di questi due primi attori nell'ambito del credito che condividono moltissimi valori, tra cui il primis in assoluto è l'elevatissima qualità del servizio al cliente, non potrà che avere delle ricadute positive per quanto riguarda appunto la clientela già servita dalla nostra agenzia e dal territorio e dalle imprese che sono coinvolte evidentemente in tutti i processi di finanziamento. Per noi è un accordo molto importante perché noi siamo una nuova realtà che apparteniamo al gruppo bancario Mediolanum, quindi uno dei principali gruppi bancari italiani, però siamo una nuova realtà che è entrata l'anno scorso nel mondo del credito al consumo, che si sta sviluppando molto rapidamente, che si sta sviluppando con un modello di servizio innovativo, perché è fatto sia di presenza fisica che di strumenti digitali all'avanguardia, e noi stiamo sviluppando il territorio in tutta Italia con l'apertura di nuove agenzie. Mancavamo in questo territorio, che è un territorio molto importante e pieno di grandi opportunità, e grazie all'accordo con Pitilino
abbiamo ottenuto questo risultato. È un servizio importante perché dà un aiuto concreto a tante famiglie che hanno bisogno di avere dei prestiti per far fronte a tante spese. Sta cambiando il mondo bancario, però loro qui con questo sistema sono molto più vicini ai cittadini. Ecco che allora una presenza qui in città con degli sportelli, soprattutto con delle persone che affrontano il problema e cercano di risolverlo, è un servizio molto importante. Io sono contento che adesso ci sia stata questa fusione, questo gruppo che diventa ancora più grosso e quindi darà maggiori possibilità anche di aiuto agli utenti della nostra città. Penso che in primis un plauso vada fatto all'imprenditore, a Massimiliano Pittilino, per la capacità che ha avuto non solo nel costruire il suo gruppo in Friuli Venezia Giulia ma anche in altre province del nord-est, ma di guardare oltre, di riuscire a capire, è riuscito a capire prima di altri che probabilmente l'unione fa la forza ed entrare in un network come quello di Mediolanum può rappresentare una scelta assolutamente vincente in grado di rafforzare ulteriormente il proprio gruppo. Mediolanum, l'ho detto prima, è un gruppo che ha saputo, soprattutto in questi momenti di difficoltà, dare risposte importanti al tessuto imprenditoriale del nostro Paese. Credo che sia fondamentale che i cittadini in un momento di difficoltà anche dal punto di vista economico, penso all'aumento delle bollette, penso all'aumento dei prezzi generalizzato, abbiano dei consulenti che li indirizzino verso un utilizzo consapevole e cosciente delle risorse anche sostenute dal credito. Io sono particolarmente contrario al modello anglosassone, quello che spinge i consumi attraverso l'uso di carte di credito, perché fa sì che uno magari senta con facilità la propensione al consumo e poi ha difficoltà magari alla restituzione. Invece gente competente come la società di Pittilino, il gruppo Mediolanum, che affianca le nostre famiglie, le nostre comunità, le nostre imprese ad assumere un credito consapevole, strutturato, consente in qualche modo anche la possibilità di poterni farne fronte nel futuro. Quindi credo che sia fondamentale sia dal punto di vista della distribuzione della ricchezza della nostra realtà, ma anche dal punto di vista di un uso consapevole ed etico delle risorse. Piove poco e la siccità colpisce tutto il Friuli. Ci colleghiamo con Davide Vicedomini che da Orzano di Remanzacco analizza la situazione. Insieme al direttore del Consorzio Bonifica Friulana, Stefano Bongiovanni. A voi la linea. Sì, buongiorno a tutti e buongiorno da Orzano. Non a caso abbiamo scelto questa località. Perché, direttore? Ma effettivamente è una delle zone un po' in cui si stanno manifestando le maggiori criticità nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e dove abbiamo dovuto già attuare delle misure importanti di razionamento dell'acqua. Infatti vediamo che c'è un irrigatore aperto e gli altri sono chiusi, si va ad orari in questo momento, orari ridotti. Noi sempre bagniamo orari perché non ci sarebbe acqua per tutti contemporaneamente, ma quest'anno abbiamo dovuto adottare una misura straordinaria di la durata delle irrigazioni, quindi se uno fino agli anni scorsi bagnava 4 ore un appezzamento, quest'anno lo bagnerà solo per 2 ore, questo al fine di ridurre, anzi dimezzare la portata, la quantità di acqua che preleviamo dal sottosuolo. Perché? Perché i livelli delle falde si sono notevolmente abbassati in questa zona di oltre 10 metri e quindi alcuni impianti a piena portata non riuscirebbero più a funzionare, quindi abbiamo dovuto adottare questa misura importante, ma altrimenti c'erano grosse difficoltà nel garantire il servizio irriguo. Ecco, la notizia di oggi è che proprio questa mattina voi avete inviato un report all'associazione di categoria, dando un po' l'allarme della situazione, facendo vedere un po' la situazione, qual è? No, effettivamente questa è la zona in cui c'è la maggiore criticità, però la situazione è abbastanza difficile nell'intero comprensorio del consorzio, sia per quanto riguarda le falde nel Medio Friuli, in cui l'abbassamento è meno marcato ma abbastanza consistente, sia per quanto riguarda i corsi d'acqua superficiali, in particolare il tagliamento e il torre. Quindi abbiamo voluto fare questa opera di divulgazione per rendere consapevoli i nostri utenti, le aziende agricole, che bisogna gestire l'acqua al meglio in maniera tale da poterla conservare per quanto possibile l'intera stagione irrigua, anche se ovviamente siamo un po' nelle mani delle previsioni del tempo che nello stretto periodo non garantiscono grossi apporti meteorici. Ecco, cosa potrebbe accadere a questo punto? Ma noi abbiamo già previsto e condiviso delle misure con i nostri organi amministrativi, quindi intanto valuteremo se fare ulteriori restrizioni sugli orari irrigui o qua o anche in altre zone.
ma in realtà potremmo fare delle attività sui canali che gestiamo. Se l'acqua ad esempio sul fiume Tagliamento dovesse calare ulteriormente, saremo costretti a ridurre le portate nei nostri canali, partendo ovviamente da quelli che hanno minor uso irriguo, quindi ad esempio il canale di Passons, canale di Trivignano, canale di Bressa, e poi valuteremo in seconda fase se ridurre o eliminare l'irrigazione di soccorso, cioè l'irrigazione che viene attuata dagli utenti non consorziati che pescano l'acqua dai canali. Se dovremo gestire poca acqua, la dovremo garantire ai consorziati e togliere il beneficio a chi non è consorziato. Direttore, tutti ci ricordiamo un po' il 2003 come l'anno del gran caldo e della siccità, dobbiamo ripercorrere un po' indietro la mente. Quest'anno è peggio del 2003? Un po' meglio, rischio maggiore, quali sono le differenze? Ma le premesse ci sono tutti, ahimè, per eguagliare se non peggiorare il 2003. Le falde sono su quei livelli, anche nel 93 è stata un'annata particolarmente pesante e di conseguenza eravamo partiti anche con un percorso di abbassamento, diciamo, dei pozzi per garantire l'approvvigionamento. Rispetto al 2003 abbiamo un beneficio per l'irrigazione del Medio Friuli perché proprio a seguito di quell'evento siccitoso sono stati finanziati interventi di trasformazione irrigua, quindi non si bagna più a scorrimento ma a pioggia a pressione, e si risparmia quindi una parte importante di acqua, quasi il 50%, ed in tal modo riusciamo a garantire ad affrontare meglio la siccità anche con una minore quantità d'acqua. Quindi rispetto al 2003 partiamo meglio come infrastrutture. Ci dobbiamo comunque abituare a questo clima. Purtroppo si sta verificando sempre con maggior frequenza, quindi dobbiamo continuare ad adottare questi interventi infrastrutturali che ci consentono di risparmiare, utilizzare meno acqua e utilizzarla in maniera più efficiente. Bene, grazie al direttore tecnico del Consorzio di Bonifica Friulana, Stefano Bongiovanni, vi restituisco la linea. Grazie Davide. Nuovo appuntamento al Palapineta di Lignano con gli incontri con l'autore con il vino. Gianni Pasin, autore di Rotta su Venezia, ha dialogato con la giornalista e scrittrice Elisabetta Pozzetto. Un viaggio in barca in bici solcando le lagune, i fiumi e i canali della litoranea veneta, agli incontri con l'autore con il vino promossi dall'associazione Lignano nel terzo millennio presieduta da Giorgio Ardito. Gianni Pasin, in dialogo con la giornalista e scrittrice Elisabetta Pozzetto, ha presentato al Palapineta di Lignano Rotta su Venezia, in barca e bici lungo la litoranea veneta, da Chioggia a Trieste, edito da Ediciclo. Un viaggio tra storie, sapori e tradizioni di genti e terre strappate all'acqua. Città antiche, Chioggia, Venezia e Trieste, porti, borghi, isole, spiagge e aree naturali si alternano lungo l'arco costiero che si spiega tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. La navigazione e la pedalata, con il loro andamento slow, lasciano spazio a storie, incontri, riflessioni, scorci e tramonti indimenticabili. Paesaggi mai visti e luoghi noti emergono dalle acque come tante nuove scoperte e si fanno conoscere nella loro anima più autentica, esperienze uniche da rivivere grazie alle indicazioni per ripercorrere le tappe del percorso. Diciamo così che è un viaggio dentro il territorio veneto, visto da un'altra dimensione, visto dalla dimensione dell'acqua e dalla dimensione della bicicletta, perché l'ho abbinato sia si può fare in barca, quindi vedendo un paesaggio completamente nuovo, inedito e diverso, perché si vive la laguna, il fiume o i canali di bonifica dall'interno, sia dalla bicicletta, quindi costeggiando tutti questi canali. L'ideale sarebbe, noleggiando un houseboat, farlo in barca, avere delle biciclette a bordo e abbinare bicicletta, e allora si entra veramente nel territorio, perché si può abbandonare l'acqua e addentrarsi nella campagna veneta. Ecco, quindi un modo diverso di conoscere quello che c'è alle spalle delle grandi spiagge. Le persone semplici che si incontrano quando si va per la laguna, io amo definirli i guardiani della natura, e sono gli ortolani che continuano la tradizione della coltivazione sulle isole e nelle serre, come facevano anticamente ai tempi della Serenissima, ma ci sono soprattutto le compagnie remiere, e non sono solo veneziane, ma si trovano a Chioggia, a Treviso, anche a Lignano ce ne sono sicuramente a Grado, che portano avanti una tradizione millenaria che è la voga alla veneta, una voga che si fa solo in laguna, perché nella laguna ci sono le secche, bisogna guardare avanti. Se si rema all'inglese si va in secca. Ecco, quindi questi portano e conservano le tradizioni, creando un indotto dell'artigianato, e portano avanti le tradizioni e continuano
a creare motivazione di visita e di scoperta dell'ambiente. Prossimo appuntamento degli incontri con l'autore e con il vino, giovedì 23 giugno alle 18:30 al Pala Pineta con Gianmario Villalta e il suo ultimo romanzo Parlare al buio. Siamo in chiusura, ma ritorneremo in diretta con informazione alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buona giornata.